Lo scorso sabato e domenica 16 febbraio la società Katayama di Agrigento con il suo caposcuola, il maestro Marco Valenti, hanno organizzato presso lo Sport Village Bellavia uno stage internazionale di arti marziali, inaugurando di fatto la nuova stagione. Lo stage ha visto la presenza di docenti di alto profilo internazionale, rappresentanti della International All Martial Art Federation. I 13 docenti provenienti da tutta Italia, quali il maestro Antonio Morgano, Daniela Renna, Marco Valenti, Giuseppe Ligotti, Angelo Cacciatore, Ignazio Latona, Giuseppe Decidue, maestro Pippo Frasca, Concetto Assenza, Ivan Sciabarrasi, Calogero Di Pasquale, della scuola del maestro Giardina, dalla Germania, il presidente Yamaf, maestra Carol Mantel, dalla Repubblica Ceca il maestro Antonio Marchese e dalla Svizzera Marcos Liberona, che hanno impartito lezioni di alto profilo marziale di Aikido, Jiu-Jitsu, Judo, Karate e Rapuni, deliziando più di 150 allievi provenienti da diverse province agrigentine e della Sicilia. La domenica le scuole hanno partecipato con grande entusiasmo, oltre 500 spettatori presenti in Buna, con delle dimostrazioni di alto livello. Il maestro Marco Valenti, in qualità di padrone di casa, e la signora Noemi Nobile, in qualità di presidente della Katayama, hanno omaggiato prima gli allievi partecipanti con dei diplomi internazionali e poi onorato la presenza dei docenti con doni tipici siciliani. A conclusione, hanno voluto anche omaggiare i figli del maestro Sebastiano Canicattì, che ci ha lasciato qualche anno fa un vuoto incolmabile nel settore marziale con un piccolo dono in sua memoria. Queste le parole a conclusione dell'organizzatore Marco Valenti. Agrigento, attraverso questo stage di arti marziali, si è proiettata in Europa. Con la buona volontà e il lavoro certosino con lo sport, la nostra città può splendere nella sua bellezza. Un grazie particolare, conclude il maestro Valenti, va allo IAMAF per la vicinanza e un arrivederci alla prossima edizione.